Passiamo alla rubrica sempre riguardante la salute curata dal dottor Madeschi. Quest'oggi ospite con il dottor Fiaccavento per approfondire alcune questioni di urologia. Vediamo il servizio. Benvenuti a un'altra puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione video sound che dà informazioni sulla salute. Abbiamo, come abbiamo detto ancora, la volta scorsa, il dottor Gaspare Fiaccavento, primario della divisione di urologia della Casa di Cura Rizzola, che adesso scenderà nello specifico. Allora Gaspare, adesso ci dici un po' cosa fai tu lì con i tuoi collaboratori, quali sono gli interventi che fai maggiormente? Allora, io mi riallaccio a quello che ci siamo detti l'altra volta. Noi giustamente, essendo in prima linea sul territorio, abbiamo l'impatto di quelle che sono le patologie emergenti o anche le patologie storiche dell'urologia. Anche perché bisogna dire che è l'unica urologia del proprio San Donatese. Diciamo. Nel San Donatese diciamo di sì, è chiaro che c'è l'urologia portogruarese a cui io sono effettivamente legato perché il reparto lo fondai io nell'89. E diciamo così che risponde, ma quello è un territorio diciamo così un pochettino più a sé stante rispetto al San Donatese, dove non dimentichiamo che gravitano anche le spiagge Jesolo e quant'altro. Patologie preminenti, il mio interesse specifico indipendentemente dalla mia funzione di direttore è sul tumore della prostata. Tu lo sai, noi operiamo tantissimi pazienti e anche perché abbiamo delle tecniche personalizzate di intervento, usiamo un bisturi particolare a radiofrequenze che ci consente un controllo di eventuali emorragie che in questo tipo di chirurgia sono molto all'avanguardia. Ci occupiamo delle patologie benigne della prostata, soprattutto per quanto riguarda la chirurgia, diciamo così, disostruttiva, brutto termine, e la chirurgia che si fa a livello prostatico per consentire al paziente di urinare bene. Ecco, questa si può fare sia a cielo aperto, si fa anche endoscopicamente. Adesso, da circa 4-5 mesi, abbiamo la possibilità anche di fare una chirurgia laser per quanto riguarda la prostata, chirurgia che dico subito che è riservata comunque a pazienti che abbiano particolari rischi operatori o pazienti che fanno trattamenti con anticoagulanti, perché il laser sicuramente dà un miglior controllo dell'emorragia. L'emorragia della chirurgia prostatica è quasi la regola perché la ghiandola è molto vascolarizzata e quindi spesso si assiste a questi fenomeni. Con il laser nei pazienti soprattutto anziani questo si minimizza. In generale direi, al di là diciamo così comunque di questo interesse mio specifico personale, che poi è diventato anche l'interesse del reparto fatalmente, e in generale comunque la chirurgia oncologica. Ecco, la mission oncologica è quella del reparto, quindi ci occupiamo anche molto di tumori della vescica, ce ne sono purtroppo tantissimi, anche perché qui allora sfioro un argomento che ti farà sicuramente piacere, anche perché il fumo purtroppo è deleterio da questo punto di vista e produce molti guai, non solo ai polmoni ma anche ai vasi, ma anche in vescica. Sembra strano, ma è una delle cause dei tumori dell'utero e della vescica proprio. È proprio così. Per il resto direi che comunque siamo un'urologia generalista, nel senso che se viene un paziente con un problema con un calcolo renale diamo una risposta anche di questo tipo, oltre alla piccola chirurgia andrologica che può essere quella nei giovani, la chirurgia del varicocele e quant'altro, però direi che prevalentemente l'impegno del reparto è di questo tipo. Bene, ringraziamo il dottor Fiaccavento che ha dato una panoramica su quello a cui lui si dedica maggiormente e noi ci rivedremo la settimana prossima con la dermatologia, come avevamo detto.